Avvisano il direttore operazioni spegnimento, che è irreperibile, io sono uno di questi, che la situazione è piuttosto impegnativa e serve altro personale e altro materiale, anche può essere necessario l'elicottero. Se invece è un incendio piccolino, allora si possono iniziare a operare, d'accordo con il direttore operazioni spegnimento, anche da soli, da squadra. Ecco, in queste situazioni arriva la squadra, vedete che non sono vestiti ordinariamente, ma hanno una tuta adeguata che li deve proteggere dal rischio principale, che è quello del calore, ma anche da altri rischi che possono essere. L'ambiente boschivo è quasi sempre pieno di problemi anche al suolo, tipo spine eccetera, vedete che usano degli scarponi adeguati. Hanno anche il casco che serve a proteggerli dalla caduta di materiali. Se un bosco che brucia è molto pericoloso, possono cadere rami, possono cadere altri materiali dall'alto e quindi devono essere adeguatamente protetti. Accendono la motopompa, il modulo che vedete ha una vasca, una piccola vasca con dell'acqua, 400 litri di autonomia, non sono tanti, però per i piccoli incendi possono essere sufficienti. Il modulo è anche dotato di un nastro con un tubo rigido, vedete che i volontari stanno svolgendo il nastro con il tubo rigido. La motopompa che pesca acqua dal serbatoio interno sul mezzo lavora fino a un massimo di 40 bar, sono tantissimi, 40 bar possono essere anche pericolosi, però trarre anche nelle ceppaie incandescenti. Si può utilizzare alle varie pressioni e si può aprire o chiudere, diciamo, il getto. Si possono utilizzare anche mandate, cioè linee con acqua un po' più abbondante. Vedete che stanno i volontari svolgendo una linea di manichette da 25, quindi un po' più grossa del tubo rigido, per affrontare in maniera più sicura e impattante l'incendio. Chiaramente se noi apriamo una manichetta di questo tipo usiamo tutta l'acqua della vasca in poco tempo. Vedete l'operatore che utilizza anche un tipo di lancia diversa. Ecco, lì arriva l'acqua. Ecco, questa lancia lavora a varie gradazioni, da un minimo di 19 litri al minuto fino a un massimo di 150, a volte a seconda del tipo di lancia si arriva anche a 400 litri al minuto. Se ricordate bene, nella vasca sul mezzo noi abbiamo 400 litri, per cui in un minuto, se avessimo quella lancia lì, avremmo già finito l'acqua. Ecco, vedete, sta arrivando un'altra squadra perché nel frattempo è stato fatto presente che serve più acqua, serve una maggiore quantità prima, è quasi sempre alla base del pollo, ma il fuoco è quasi sempre a metà costa o in cima, e quindi bisogna anche tener conto di questi aspetti e delle potenzialità della pompa. La pompa che stanno per caricare i volontari lavora a 440 luoghi dell'incendio e vedrete che l'impatto, la capacità di ultimata la linea di mandata. Ecco, avete sentito la motopompa che sta per essere accesa. Ecco, vedete, adesso la motopompa sta iniziando a lavorare, i getti
vedete, se sono utilizzate al massimo della potenza fanno un gesto di una 15. Ecco, vedete, questa 10-12 metri vengono raggiunti, permette all'operatore di non avvicinarsi troppo al fuoco e di lavorare in sicurezza a una certa distanza dalle fiamme. Pensate che con un assetto piccolo che abbiamo visto prima si sarebbe lavorato al massimo di 4-5 metri e con una quantità d'acqua molto minore.